dopo l'ennesimo consiglio comunale via web e non in presenza, caso unico in Italia, attacca il senatore Ferrazzi, è un modo per controllare l'opposizione. La Commissione europea si sta interessando sulla fattibilità del progetto del Bosco dello Sport di Venezia con i fondi del PNRR dopo la segnalazione e denuncia del consigliere comunale Martini. Venezia stamattina per la terza volta in pochi giorni si è svegliata con i volantini provocazione sullo spopolamento in città. Oggi i volantini sono comparsi sul ponte di Rialto. Dalle prostitute schiavizzate ai lavoratori sfruttati nei campi, Regione e Tribunale di Venezia siglano un protocollo di protezione e assistenza alle vittime della tratta internazionale di esseri umani. 29 imprenditori sanzionati e 28 aziende sospese in provincia di Venezia, registrate irregolarità al 93% e il bilancio dei controlli dei carabinieri eseguiti dall'inizio dell'anno in 14 cantieri. Da Buñuel a Truffaut, da Ferreri a Polanski, l'interprete francese di tanti capolavori del cinema europeo riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema, un onore, commenta la diva. L'ex allenatore del calcio Venezia Paolo Zanetti pronto a convolare a nozze con la sua Alice, per farlo ha scelto Venezia, la celebrazione domani giovedì 2 giugno nella Basilica del Redentore. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque lo avete sentito ora dai titoli, tensione molto alta a Venezia dopo l'ennesimo consiglio comunale via web e non in presenza. Un caso praticamente unico in Italia, attacca il senatore Ferrazzi e un modo per controllare l'opposizione. Quando un consiglio comunale non funziona esattamente come Venezia, l'unico nel nostro paese, l'unico in Italia, c'è un problema. Ma non è solo un problema di democrazia ed è già sufficiente per essere allarmati, ma è un problema proprio di funzionamento della macchina amministrativa, perché è una macchina chiusa, è una macchina non trasparente. Per una città che nei millenni ha fatto della partecipazione la sua forza, è una vergogna unica. È durissimo il senatore Andrea Ferrazzi. Il Consiglio Comunale di Venezia ha il record d'essere praticamente l'unico ancora chiuso in Italia. Le sedute continuano ad essere convocate via web, quando persino la stragrande maggioranza degli stessi dipendenti comunali è tornata a lavorare in presenza. È un modo di controllare l'opposizione, interventi dei consiglieri che sono bloccati attraverso un click, oscuramento imprevisto, cittadini che naturalmente non possono partecipare. Non si capisce a questa maggioranza di cosa abbia paura, visto che il municipio deve essere la casa trasparente e dunque la casa davvero dei cittadini, dove i cittadini devono poter intervenire, ascoltare quello che succede e anche intervenire quando serve. L'emergenza Covid è finita, dice Ferrazzi, le scuole sono aperte, gli uffici sono aperti, treni e autobus, stadi e ristoranti sono pieni di gente. L'aula del Consiglio Comunale di Venezia invece rimane desolatamente vuota. L'ultima volta per approvare via web l'aumento della Tari, la tassa dei rifiuti. Certo che fa specie vedere che il Comune di Venezia è stato oggetto di finanziamenti elevatissimi, ricordo anche i miei emendamenti da 60 milioni a questo comune, appunto pur dall'opposizione, per il bene dei cittadini. È un comune che poi si indebita per 100 milioni per fare il palazzetto dello sport, della squadra che probabilmente poi verrà a giocare la Reyer di proprietà del sindaco. Mi pare di capire che c'erano altre possibilità. La Commissione europea si sta interessando sulla fattibilità del progetto del Bosco dello Sport di Venezia con i fondi del PNRR dopo la segnalazione e denuncia del consigliere comunale Martini. È corretto che il progetto del Bosco dello Sport di Mestre con i suoi 300 milioni di euro di investimento veda impiegati anche i fondi provenienti dal PNRR? Se l'è chiesto e l'ha domandato con una missiva di fine aprile scorso direttamente alla Presidente della Commissione europea Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città insieme. Oggi la risposta da parte del segretario generale della Commissione informa di come la stessa non sia ancora in possesso di tutti gli elementi del piano urbano integrato della città di Venezia, visto che la presentazione del piano degli investimenti è stata fissata per la fine del 2022. È importante la risposta che ci ha dato la Ursula von der Leyen, perché denota il fatto che l'Europa può ancora interessarsi del Bosco di Mestre e può anche dire la sua, nel senso che se ci sono forti perplessità, se ci sono forti ostacoli relativamente alla sostenibilità del Bosco di Mestre, forse siamo ancora in tempo per bloccare un'operazione che sicuramente non è positiva per la nostra città.
In effetti la Commissione ha chiesto alle autorità italiane, con un tomo di oltre 600 pagine, di condividere i materiali con largo anticipo per verificare la corrispondenza rispetto all'emissione del PNRR e di poter eventualmente apportare degli aggiustamenti in base alle stesse direttive europee sulla valutazione ambientale, sugli habitat e sulla qualità dell'aria e della laguna. Per quel che riguarda sia l'ambiente ma anche sia tutto il tema del traffico attorno, il cemento, eccetera. Infine la polemica nella polemica, con la persistente chiusura via streaming del Consiglio Comunale, così deciso dal sindaco Brugnaro, nonostante la dichiarata fine dell'emergenza pandemica, motivo per il quale il consigliere comunale Martini ha deciso di abbandonare la seduta di ieri. Possiamo fare benissimo consigli con la mascherina, quindi non c'è più questo problema e quindi diciamo che è superata perlomeno per il momento la fase Covid e occorre tornare in presenza perché occorre che la città partecipi, la città vuole partecipare, i cittadini vogliono partecipare ai consigli comunali ed è importante che consigli e commissioni vengano fatti in presenza. Venezia questa mattina per la terza volta si è svegliata con i volantini provocazione sullo spopolamento in città. Oggi i volantini con la scritta Venezia 49.999 sono comparsi sul ponte di Rialto. Nei giorni scorsi i volantini erano apparsi sul ponte degli Scalzi, a Canareggio e a San Marco. Secondo alcune stime Venezia potrebbe scendere sotto quota 50.000 già a luglio. Protesta al momento ancora anonima e senza alcuna rivendicazione. La Regione Veneto e il Tribunale di Venezia collaboreranno contro lo sfruttamento e la tratta internazionale di esseri umani, siglato un protocollo che accelera i tempi di protezione e assistenza delle vittime. Un protocollo all'avanguardia a livello nazionale tra Regione Veneto e Tribunale di Venezia rafforza la collaborazione tra i due enti a contrasto dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, un ambito ampio che comprende prostituzione, lavoro forzato ai limiti se non a livello di schiavitù, accattonaggio e altre fattispecie. È il progetto Navigare che accelera i tempi per ottenere protezione e non essere più alla mercé degli sfruttatori e attraverso una collaborazione tra varie realtà offre alle vittime tutela legale, assistenza sanitaria, sostegno psicologico, regolarizzazione e inserimento lavorativo. Comunemente la tratta a fini sessuali è maggiormente collocata per coloro che provengono dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, Edo State, Delta State, qualche volta dalla Sierra Leone e dal Senegal. Un altro ambito sensibile emerge nello sfruttamento del lavoro. Tra le nazioni maggiormente coinvolte il Pakistan e il Bangladesh. Lo sfruttamento del lavoro emerge maggiormente nel settore dell'agricoltura, del bracciantato, spesso con contratti che sono soltanto avventizi o a tempo determinato e parziale, mentre invece magari presuppongono uno sfruttamento lavorativo molto più intenso e molto più lungo che produce chiaramente profitti non facilmente identificabili. Nel 2019 l'Ufficio di Protezione Internazionale del Tribunale di Venezia, l'unico del Veneto, contava 7.000 provvedimenti pendenti, ridotti ora a circa 4.800. L'arrivo di profughi ucraini non ha inciso su questi numeri perché la protezione speciale qui viene già concessa dalle direttive europee. Attualmente in Veneto ci sono 14.500 profughi provenienti dall'Ucraina, l'85% dei quali sono donne o bambini con meno di 12 anni. Continuiamo con la cronaca. 29 imprenditori sanzionati e 28 aziende sospese. Il bilancio dei controlli che i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Venezia hanno eseguito dall'inizio dell'anno in 14 cantieri edili della provincia di Venezia, dove si è registrato un indice di irregolarità altissimo e pari al 93%. Le irregolarità maggiori nei cantieri dei comuni di Chioggia, San Donà, Caorle, Cavallino, Treporti e Jesolo e Bibione. Dall'assenza dei piani operativi di sicurezza alla non conforme collocazione dei ponteggi con conseguenti correlati rischi di caduta nel vuoto. Sono stati scoperti anche 8 lavoratori in nero. Sorpresi a scattarsi fotografie con il cellulare sui binari del treno, un gruppo di adolescenti di Musile e di Piave sono stati convocati dal sindaco per seguire un corso sulla sicurezza impartito alla Polfer.
Si sono scattati un selfie mentre si trovavano a ridosso dei binari del treno, come avevano visto fare sui social network. E così 4 adolescenti di Musile di Piave sono stati convocati dal sindaco Silvia Susanna per seguire in municipio una lezione impartita dagli agenti della Polfer sui rischi che può comportare l'emulazione di gesta che si vedono su internet. Peraltro gli agenti della polizia ferroviaria hanno spiegato come spesso si tratti di fotomontaggi. Ora l'argomento sarà esteso a tutti, accanto ai corsi contro il bullismo che già si svolgono all'Istituto Comprensivo. I ragazzi erano stati visti da un passante che aveva allertato la polizia locale. Il sindaco poi ha preferito alla denuncia l'impartizione ai ragazzi di una lezione civica e di buonsenso. 2 infermiere sono state improvvisamente aggredite da un giovane paziente con problemi psichici al pronto soccorso di Portogruaro. Il giovane era in attesa di sottoporsi ad una visita. Se a volte in pronto soccorso possono verificarsi problemi e discussioni anche accalorate, un'aggressione di questa violenza, perlomeno a Portogruaro, non si era mai vista. Le vittime sono 2 infermiere malmenate da un paziente mentre prestavano servizio. La più grave ha rimediato una frattura al costato per la quale le è stata diagnosticata la prognosi di almeno un mese. L'aggressore è un 19enne con problemi psichici, accompagnato nella struttura da un genitore che durante l'attesa di una visita è improvvisamente andato in escandescenze malmenando le 2 malcapitate. Un'azione per la quale non c'era stata alcuna avvisaglia. Il giovane è stato poi trattenuto dai colleghi delle infermiere mentre sul posto arrivavano i carabinieri. La denuncia è per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Siamo alla politica elezioni. A mira tra i cavalli di battaglia del candidato sindaco Luigi Coroccia è quello di far emergere le potenzialità del paese che finora sono rimaste inespresse. Mira deve avere un ruolo da protagonista, qual è? Lo sostiene Luigi Corò, uno dei 5 candidati sindaco che si presenta con la sua lista civica. A Mira non si è mai voluto creare nulla. Mira ha sempre subito i disagi, Mira ha sempre subito i fumi di Marghera, ma non ha mai avuto un ricambio in nessun modo. L'esempio eclatante è Fusina, dove esce il Naviglio Brenta, questo bellissimo canale costruito dai veneziani sulle sponde delle stupende ville e che diventa motivo di guadagno economico per gli altri, non per Mira. Pensate, a sinistra si è sviluppato il commercio, si è sviluppato il turismo, abbiamo i camping, ma abbiamo pure le darsene, abbiamo il molo da cui partono i vaporetti per Venezia, per il Lido. A destra il nulla. 58 anni, dirigente nazionale della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani, anni nella politica locale. Nel suo programma Corò punta su trasparenza, viabilità e arredo urbano, turismo e cultura, ma in primis sul valorizzare Mira come mai è stato fatto finora. Ci sarebbero zone che potrebbero diventare la movida per eccellenza per tutta la Riviera e pure il Milanese, ma anche pure per Messenberg, però non decollano. C'è l'iniziativa di qualche privato, ma che si limita perché l'amministrazione non favorisce uno sviluppo in questo senso. Noi potremmo essere polo di attrazione turistico in tutti i sensi, anche nel turismo locale. Per esempio abbiamo tutta la laguna che potrebbe dare molto, ma che in realtà rimane un bell'ambiente, ma fine a se stesso. E allarme siccità a San Donà di Piave, così l'amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico volto sia alla tutela dei consumi d'acqua sia a indirizzarne qualitativamente il suo utilizzo. In tal senso l'invito rivolto a tutti i cittadini è di limitare temporaneamente l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di aree interne e piazzali, il lavaggio delle auto, il riempimento di piscine, fontane e vasche da giardino e tutti quegli usi che non siano quello alimentare, domestico o per l'igiene personale. E a Caorla ha preso il via la 500 regata internazionale che concorre all'assegnazione del titolo di campione italiano offshore. Dai più famosi navigatori oceanici agli appassionati della vela d'altura che decidono di mettersi alla prova durante le 500 miglia del percorso.
Dopo il rinvio condizionato dal maltempo, a Caorle domenica scorsa ha preso il via la tanto attesa 500, regata internazionale inserita nel calendario World Sailing, che concorre all'assegnazione del titolo di campione italiano offshore. Siamo felici di riproporre anche quest'anno una 500x2 nel nostro porto storico all'interno del cuore di Caorle, dove si vedono queste bellissime imbarcazioni fondersi con i nostri pescherecci. Storia, tradizione, mare, questa è la nostra cultura. In gara una trentina le imbarcazioni provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia e Croazia, impegnate nel percorso, come detto, di 500 miglia marine, da Caorle alle isole Tremiti, passando per Sansego. È una regata molto impegnativa, anche fatta in equipaggio e quindi non solo la 500x2 come nasceva originariamente, è comunque una regata lunga, complicata. Il rientro in porto previsto per sabato 4 giugno con le premiazioni unitamente a quelle della 200 in piazza Matteotti, sempre a Caorle. Sarà consegnato alla grande attrice francese Catherine Deneuve il Leone d'Oro alla carriera della 79esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Icona del grande schermo, diva senza tempo, l'indimenticabile interprete di tanti capolavori di registi come Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski e Marco Ferreri. Commenta così la decisione: è una gioia di ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo. È un onore inoltre essere stata scelta per questo omaggio dalla mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. L'ex allenatore del Venezia Football Club Paolo Zanetti è pronto a convolare a nozze con la sua bella Alice. Per farlo ha scelto Venezia, città che è rimasta nel cuore della coppia. La celebrazione delle nozze giovedì 2 giugno nella Basilica del Redentore. Un anno fa, il 27 maggio 2021, Venezia gli ha regalato una delle giornate più belle della sua carriera professionale e sportiva, con la conquista della promozione in Serie A. Giovedì 2 giugno, sempre Venezia sarà la cornice di quello che rimarrà uno dei momenti più belli della sua vita. L'ex allenatore del Venezia Football Club, Paolo Zanetti, di Valdagno, rimasto sempre nel cuore dei tifosi, sbollita la rabbia dell'esonero comunicatagli dalla società quando era già in campo a dirigere l'allenamento al tagliercio della squadra, la prossima settimana tornerà finalmente in laguna per portare all'altare la sua bella Alice, un sogno che si avvera. Paolo Zanetti resta nel nostro cuore e gli facciamo un grandissimo augurio per il suo matrimonio, che sarà tra pochi giorni. Un augurio di cuore, proprio con tutto l'affetto che gli abbiamo sempre dimostrato anche nei nostri cori, e speriamo che anche lui si ricordi di noi e che le nostre strade possano tornare ad unirsi. La coppia ha scelto la Basilica del Santissimo Redentore della Giudecca, luogo simbolo nel cuore di tutti i veneziani, per la celebrazione eucaristica del sacramento del matrimonio. Ricevimento poi di tutti gli invitati al Cipriani, l'hotel dei divi hollywoodiani, durante la mostra del cinema. Pochi dettagli sulla giornata, dove ci saranno comunque tanti giocatori. I tifosi gli fanno gli auguri e non lo dimenticheranno mai. La giornata della nostalgia. L'anno scorso a quest'epoca aspettavamo la finalissima contro il Cittadella. Era una partita che non si poteva vedere di presenza perché lo stadio era ancora chiuso, ma abbiamo tutti gioito, sofferto prima e gioito tutti insieme nelle calli veneziane. Noi eravamo in via Garibaldi e alla fine siamo poi andati a vedere la grande festa davanti allo stadio. Approfitto dell'occasione per fare gli auguri a Paolo Zanetti, che ci ha lasciato come tecnico ma che la prossima settimana convolerà a felici nozze. Quindi un augurio personale e un augurio per la sua carriera sportiva. Ciao Paolo. E proprio oggi il Venezia ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Paolo Zanetti e il suo staff. Il club arancione-nero-verde ha ringraziato mister Zanetti e il suo staff per l'ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Festa della Repubblica con l'anticiclone africano in rinforzo. Bel tempo dunque, locali disturbi e caldo in intensificazione. Vediamo il dettaglio di giovedì 2 giugno.
Sul Veneto tanto sole ovunque, sarà una giornata come vediamo contraddistinta da un cielo sereno. Al pomeriggio sui rilievi consueti annuvolamenti accompagnati anche da qualche temporale che potrebbe sconfinare poi fin verso la pianura. Temperature in aumento, minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà terso e limpido, anche in questo caso sui monti dal pomeriggio leggera variabilità con qualche rovescio. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire locali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 29. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.